Allora ragazzi, qui naturalmente abbiamo, questi sono i nostri templi, vero maestro trombettista qua, guarda, vedete qua, qui sarebbe da inchinarsi. Allora qua Gigi, vediamo se, a proposito della bilateralità vi mettete al centro perché avete da scegliere tra il nonno, Luigi Nono, pittore, sapete, padre della Biennale assieme a Ciardi e a Fabretto. E qui Gigi è nato ed è morto, e il maestro di suono a silenzio, il nostro Gigi Nono, Luigi Nono, eccolo qua, di cui io vi ho scritto nel foglio, vedete, vi ho estratto tutto ciò che dice di Venezia a proposito dell'ascoltare Venezia, e quindi di quest'idea che non sia un universo, ma che sia un multiverso, perché l'orecchio è questo che porta, Vedete cosa dice? Venezia è un sistema complesso che offre esattamente quell'ascolto pluridirezionale di cui si diceva. Nono era ossessionato da questa compossibilità di eventi, cioè il tempo, il suono come come un punto quantico pieno di dimensioni. E in questo senso è tragico l'ascolto, come dice nella tragedia l'ascolto Cacciari per il Prometeo. Perché la tragedia dell'ascolto? Perché siamo in una condizione quantica in cui quel punto è così gravido di potenzialità che l'uomo si deve estendere in maniera prometeica per poterne catturare una parte, ma sa che tutto quello che ha catturato è sempre la parte più piccola. Cosa vuol dire prometeico? Legato a Prometeo, cioè uno slancio verso... Cosa fa Prometeo? Prometeo ruba il fuoco che sarebbe la... Ecco, vedete come siamo? No, la conoscenza. L'immagine meccanica di Prometeo è che Prometeo sviluppa i segreti, no? È come se rubassi i segreti agli dei, come se gli dei fossero umani. Ma la condanna di Prometeo è che, come dire, è in qualche modo portato nella nostra elaborazione meccanica a quest'idea che l'uomo possa essere Dio. Invece Prometeo è colui che è Prometeo, è prima del tempo. Prometeo dovete sapere che ha Epimeteo, il fratello, perché le polarità si esprimono poi archetipicamente, ma non solo, in quella che è la condizione umana. Quel discorso del conflitto fratricida viene proprio da Prometeo e Epimeteo. Prometeo è uno prima del tempo, cioè uno che vuole vedere le cose prima, magari le vede anche prima. Perché? Perché sviluppa una tensione tale che è quella di rubare il fuoco della conoscenza, no? Epimeteo è il fratello invece dopo del tempo, è quello che perisce sempre, perché è come se arrivasse sempre dopo, capite? Quindi noi siamo continuamente, quindi sarebbe poi in realtà Jung poi li fa diventare lo estroverso e l'introverso, i tipi psicologici, cioè il tipo estroverso che tende a portare fuori, ad andare, è il tipo che tende a portare dentro. Noi inevitabilmente, essendo B con questi due emisferi, immediatamente o crediamo di essere Prometeo, noi siamo tutte e due le cose. Questa è la storia, cioè Prometeo non può esistere senza Epimeteo. Se volete però questo in termini molto concreti, ragazzi, la lettura è il conflitto, cioè l'archetipo del fratricidio, su cui è fondato anche il nostro paese. Fratricidio. Qua c'è, nell'antropologia c'è un grande Elemir Zolla che fa delle cose illuminate, è tutto chiaro sotto gli occhi di tutti, capito? La questione del nemico, di elaborare il nemico. Noi abbiamo una conflitto fratricidio, dov'è che lo troviamo biblicamente? No. Fondazione di Caino e Abele, la storia di Caino e Abele. E in Italia perché si innesta in maniera così forte? Perché questo conflitto, diciamo, biblico, che viene dalla cristianità, che viene dai testi sacri, ma in realtà se andiamo a vederlo poi è presente nella cultura ebraica e poi eccetera eccetera, questo fratricidio in realtà viene rinnovato civicamente. Roma si fonda sul fratricidio, di chi? Di Romolo e Remo. Sono Caino e Abele, attenzione, sono le stesse figure
la stessa dinamica che è quello del conflitto. C'è solo però, Zolla lo spiega in una maniera illuminante, per questo ve lo dico, perché è illuminante a capire tutto quello che accade attorno a noi in qualsiasi momento, soprattutto nella realtà sociale e politica. Noi siamo fondati sul conflitto del fratricidio, perché cosa succede? Che Romolo e Remo però hanno una caratteristica, diventano potentissimi perché loro sono figli di puttana, cioè non hanno madre. La più grande offesa che puoi fare a un romano è dirgli che è un figlio di puttana, perché è vero. E infatti loro bevono latte di lupa. Bevendo latte di lupa noi funzioniamo come licantropi, cioè funzioniamo come i lupi. I lupi nel gruppo cosa fanno? Sapete che la mamma lupa deve difendere i cucciolotti perché li sbrana, Perché il nemico, prima di farlo crescere, è meglio sbranarlo prima nella tana. Cioè il nemico è tuo figlio e tuo fratello, cioè sta nel tuo stesso luogo. Questo spiega tutta la nostra storia. Chi sono i guelfi e i ghibelli? Perché noi, tutta la nostra regia psichica in Italia, diciamo nel nostro paese, è volta tutto al conflitto fratricida. E infatti noi siamo stati perfettamente, siamo perfettamente eterodiretti, noi siamo stati dominati da tutti quanti gli altri, perché vabbè, noi intanto ci facciamo i cazzi nostri, cioè siamo le prese, io sono quello con mio fratello, quello nel mio paese, buttiamo giù la torre, no? Come facevano a San Gimignano, eccetera, eccetera, quello là che è più ricco di me, cioè la nostra energia psichica sta sempre all'interno di un perimetro molto stretto, che è soprattutto quello del contesto fraterno, fratricida, il più vicino. Il nemico te lo costruisci, noi abbiamo un grande problema di elaborazione del nemico, che il nemico è importantissimo, vedete quello che fanno invece la Francia. Cioè il nemico, attenzione, quell'idea di Stato viene da questo, Noi perché facciamo fatica a identificarci in uno Stato comune? Perché abbiamo questo conflitto, che poi questo appartiene al fatto che siamo una lingua di terra, che è la nostra straordinarietà, continuamente siamo sotto a maree continue. Maree non significa solo dell'acqua, ma popolazioni che arrivano, che vanno, questo hanno un innesto di energia incredibile e spiega quella che è l'Italia, genialità straordinaria, ma che fa fatica a farsi sistema. Fa fatica a farsi famiglia, cioè perché il conflitto sta in questo ordine e sviluppa continuamente un'energia di rottura. Il conflitto adesso Conte Di Maio, attenzione, il conflitto fratricidia all'interno, il conflitto Renzi, cioè, all'interno, il conflitto Salvini, cioè capite che è sempre il nemico, è sempre ciò che è più vicino, anziché essere l'alleato, che è il fratello, attenzione. Quindi anche tutto il problema sulla famiglia, no? Con le cose straordinarie. Quindi noi, tutta la nostra energia psichica è volta a scaricare, è concentrata, e quelli attorno a noi fanno quel cacchio che vogliono. Arrivano i francesi, gli spagnoli, cioè. Spieghiamo tutta la storia d'Italia. Il passo successivo, e qui sta la cosa straordinaria di questo, quello che stiamo facendo noi qua, stiamo facendo teatro. Inneschiamo questa cosa sulla commedia dell'arte. Ne facciamo un grande spettacolo. E infatti i greci, che però prendono dagli Etruschi, noi siamo figli d'Italia. Italia è la musa della commedia. Noi siamo italiani perché siamo figli d'Italia. Siamo un po' tutti figli di puttana, per quello. Cioè, perché? Perché tutto quello che... La nostra vita va portata in scena. È tutta una commedia. Alla fine non ci crede nessuno, per fortuna, però abbiamo bisogno di costruire sempre il guito, abbiamo bisogno di costruire sempre il capocomico, metterlo sul palcoscenico, perché il più grande gioco della commedia dell'arte è che poi gli devi lanciare i pomodori addosso, Non si lanciano capite? i pomodori. Il problema è che non si lanciano neanche più i pomodori, no? Ah, che sono finiti pure, non si però per dire che noi costruiamo tutto un qualche cosa, perché poi abbiamo dentro questo istinto di questa cosa di buttarla giù. Quindi quella è un'energia distruttiva, che però la rinnova continuamente, perché capite, questa polarità è sempre un gioco tra una cosa e l'altra. Qui la Chiesa ha avuto un ruolo fondamentale, la Chiesa ha fatto giocare sti fratelli, dice voi menatevi, fatevi le guerre, fate le partigianerie, fatevi tutte quante le cose, però poi quando arriva il momento, fa il fischio, tutti d'accordo, ok? Era un gioco. Ragazzi, questa è una Elemir Zolla, se vi andate a prendere il testo Archetipi, sulla politica degli archetipi,
mi spiega che cos'è la Francia, l'Italia, la Spagna. Per me è illuminante. Guardate la realtà, questo è tutto chiaro, è tutto evidente. E allora se vogliamo costruire, ecco, questo dovrebbero fare i partiti, ma questo nella politica dovrebbe accadere, bisognerebbe studiare l'antropologia, bisognerebbe studiare, avere i quadri, queste le scuole a questo servono, non già dei diplomi, ma tutti dovremmo andare a scuola, si è smesso di andare a scuola almeno da 20 anni. Ecco la storia dei libri, state vicino ai libri, perché i libri vi passano informazioni, i libri non serve leggerli, basta solo tenerli accanto, già vi parlano, però capite che portate questo in ogni dinamica, portate questo in un'orchestra, in qualsiasi attività collettiva umana, noi portiamo sempre il nostro archetipo, che è quale, diciamo, l'emancipazione di Jung rispetto a Freud, che esce dalla dimensione soggettiva, ma noi abbiamo un archetipo individuale, collettivo, cioè l'archetipo sostanzialmente è un po' la falda da cui poi arriva l'acqua nelle fontanelle. Noi continuiamo a vedere la fontanella dell'acqua, ma non ci chiediamo quell'acqua dove viene. Sì, può venire da un serbatoio artificiale, ma può venire, se viene dall'archetipo, dal profondo, e vuol dire che non si esaurisce mai. Perché anche se non piove, l'acqua lì sotto c'è sempre. Quindi è una potenza incredibile, un'energia incredibile, che si esprime in termini di potenza. Invece noi restiamo sempre al fenomeno. Ah, c'è acqua, non c'è acqua perché chiudo, apro il rubinetto, non c'è acqua, è finita l'acqua. No, l'acqua sta sotto, la Sicilia è piena d'acqua, siamo pieni di gas, cioè, no, l'Ucraina ci chiude i rubinetti del gas, sì, ma, cioè, siamo sempre all'immediatamente cause-effetti. Questo a tutti i livelli, anche a livello scientifico, a livello culturale. Quindi abbiamo elaborato un po' che abbiamo perso un po' di lucentezza, di lucidità, potremmo dire. Ecco, allora, per tornare al discorso, vedete, il discorso di Nono, quando vi dice di pluridirezionalità, vuol dire che già quel fenomeno, che in questo caso deve essere un fenomeno di suono, di suoni che io ascolto, i suoni delle campane si diffondono in varie direzioni, alcuni si sommano, vengono trasportati dall'acqua, trasmessi dai canali, altri svaniscono quasi completamente, altri si rapportano in vario modo ad altri segnali delle lagune e della città stessa, cioè contemporaneamente, capite, lui girava qua, quando è che era qui, ma lui era molto in giro per il mondo, l'America Latina, eccetera. Poi dalla metà degli anni 70 rientra, si stabilisce, scrive un pezzo bellissimo, Le sofferte e onde serene, che è proprio il rientro a Venezia, che è un pezzo per pianoforte e nastro magnetico per Pollini, e usa il nastro magnetico come l'ombra del pianoforte che si ascolta, fa ascoltare dei suoni che non si potrebbero ascoltare acusticamente, e quindi utilizza il nastro magnetico. Quindi c'è tutto un... Ma lui quando stava qua su queste zattere, e comunque per Venezia, insegna ad ascoltare il multiverso di Venezia. Quindi voi adesso non potete più camminare a Venezia con le orecchie tappate. Era come il discorso di come Cage, dopo il pezzo silenzioso, la pausa, il silenzio non è più una pausa, è il suono da cui arrivano tutti i suoni, cioè il suono gravido. La stessa cosa è il discorso dell'ascolto dei suoni intorno, cioè non è che ascolti questo suono perché adesso, ma questo suono come è arrivato adesso passa e poi ne arriverà un altro, perché la realtà sonora è dinamica, è sistemica, per questo abbiamo le orecchie a 180 gradi, perché non abbiamo bisogno di girare, cioè noi siamo immersi dentro il suono, nello spazio, basta solo mettersi nella postura di ascolto, non sentire, ascoltare, che è diverso. Come per esempio anche per il silenzio di Cage ci sono due coniugazioni del silenzio, c'è il tacere e il silere. Tacere è il silenzio imposto, taci, stai zitto, e tu non ascolti quando qualcuno ti dice stai zitto, ascolta. È il problema che abbiamo tutte le scuole. Silere ragazzi, no. Invece silere vuol dire ascoltare, cioè aprirti come una parabolica, l'antenna parabolica, e cattura, vedete? I suoni che vanno, vengono. E sentite quanti suoni ci sono in questo rumore, in questo motore, in queste frequenze. Questo è uno strumento, che suona.
E quindi dicevamo prima, no? Che abbiamo questo strumento che ci fa captare la velocità del suono a 300 metri, mentre la velocità della luce a 300.000 km al secondo. Anche questa luce è un suono. Capite? Nono ha questa cosa grande, questa emancipazione, cioè emancipa l'ascolto in quanto è, attenzione, Prometeo è dell'84, ma Nono fa un quartetto ancora più importante nel 1980, fa un quartetto per archi che è l'omaggio ai 150 anni di Beethoven, un quartetto che dura 50 minuti in cui i musicisti del quartetto stanno per minuti interi in cuffia che ascoltano dei versi di Hölderlin, perché il Fragme Stille per Hölderlin, questo poeta tedesco straordinario che è morto chiuso in una torre con Diotima, con la visione di questa bella donna, eccetera. E i musicisti ascoltano e poi emettono suoni. Provate a immaginare l'ascolto di chi sta a ascoltare, questi che stanno lì che ascoltano, sta a vedere, però dovrebbe ascoltare. Questi, solo loro ascoltano quei versi, non sono destinati al pubblico. E loro devono catturare da questi versi devono prendere il suono e poi dare queste scariche di suono. Andate ad ascoltare, una cosa sconvolgente, cioè è un quartetto cavo. Potete immaginare l'Emmental in cui i buchi sono molto grandi, c'è poco formaggio, ma quel formaggio che c'è però, da lì nasce il Prometeo, la tragedia del Prometeo, tragedia dell'ascolto, il sottotitolo è incredibile, questa è la traduzione, dove Cacciari Prometeo è pensato come Venezia, cioè è pensato come delle isole, degli stazionamenti, è un arcipelago, poi Cacciari elaborerà tutta la sua filosofia della geopolitica sull'arcipelago, e l'Europa come un arcipelago, e quindi potete, comunque sul Nono, non so se lo sapete, io ho appena fatto è uscito finalmente il mio libro sul Nono, libro che facevo da 30 anni, con 8 conversazioni in cui proprio si parla, 2 interviste con Cacciari, una ce l'ho qua. Non è per fare pubblicità al mio libro, ma perché riguarda proprio la filosofia di Nono, cioè perché poi ci sono tutti gli scritti, tutte cose importanti. Eccolo qua. E qua ci sono le conversazioni con Nuria, la moglie, sapete, Nuria, la figlia di Arnold di Schoenberg, dove la prima volta che viene qua racconta quando è arrivata qui in questa casa, che il papà di Nono era andato a comprare, pensate, un disco con l'opera di Schoenberg, parliamo del 1954. Certo. Tu non conosci il mio libro su Chelsea, no? Ragazzi, ma è possibile, cioè, ecco perché io il mio corso l'ho fatto in accademia, io non potevo insegnare ai conservatori. Ok? Allora qui avete questo testo, credo che poteva essere vedete, parla di Venezia alla Giudecca. Allora, Venezia è un multiverso acustico assolutamente contrario al sistema egemone di trasmissione e di ascolto del suono a cui siamo abituati da secoli, cioè frontale. Noi andiamo a teatro, la musica sta di là e il pubblico sta di qua, cioè come si vede, non come si ascolta. E infatti il Prometeo a San Lorenzo era fatto con tutte queste strutture, i musicisti stavano tutti intorno su 3 piani, eccetera. Ma la vita quotidiana, nella sua dimensione più naturale, conserva possibilità contraddicenti la nostra percezione più consapevole, la quale ha scelto soltanto alcune dimensioni fondamentali, trascurando tutte le altre. Cioè, lo scarto è importante nella realtà, perché noi se sviluppiamo lo sguardo direzionale, per sviluppare lo sguardo direzionale a proposito dell'acqua, se la faccio andare tutta, io devo escludere un fracco di cose. Questo lo posso fare per motivi di urgenza. Andare veloce, mi sono rotto una gamba, ma nel momento in cui diventa un modus operandi, noi è più quello che perdiamo rispetto a quello che... Quindi cerchiamo di risolvere un problema e ne creiamo sempre almeno altri 10 più grandi. Perché non è la realtà che è un problema, è il nostro modo di affrontarla. La realtà acustica, la realtà del suono invece ti porta a stare continuamente immerso in quella dimensione, dove tu non sai che cosa devi scartare. Però questo appartiene proprio al terzo cervello, cioè l'uomo
è nato proprio per farsi domande strane, inutili, che sembrano non avere senso, ma nutrono quella esperienza dell'azione delle immagini, dell'immaginazione. Quando Einstein alla fine della sua vita gli chiedono, dice, ma professore, ma come ha fatto lei a immaginare la quarta dimensione, lo spazio-tempo, eccetera, eccetera? E ha detto, ma io ho cercato di dare risposta a un sogno frequente che io facevo da ragazzo, che era quello, come si vede la realtà stando su un raggio di luce? E la chiave della relatività è la velocità della luce, è la velocità. La stessa realtà con una velocità diversa è un'altra Come realtà. diceva prima, se ho un autobus per 3 minuti comincio a Perché- pensare in maniera più veloce certo, e percepisco la realtà in maniera l'esperienza psicologica è diversa, sono coinvolti in maniera diversa, quindi vuol dire che il tempo si allarga e si comprime. Allora, il modo per arrivare, nei grandi, insomma, nella musica, è pensare per immagini, non per parole. È come nel suono, pensare col suono significa pensare per forme. Capite? È come per un artista, cioè pensare a un dipinto, una scultura, cioè significa pensare allo spazio, alla luce, non alla pennellata. La pennellata è lo strumento, che poi non si capisce se sei tu ad essere il pennello, chi pinge figura non lo può fare se non può essere lei, no? Sei tu che diventi pennello, così tu diventi strumento, in realtà sei tu che suoni lo strumento o è lo strumento che ti suona. Come fai a suonare se non sei suonato? No? Come fai a dipingere se non sei tu colore? Cioè questa realtà deve essere sempre l'una specchiata nell'altra, devi diventare quella cosa lì. E allora qui c'entra l'esercizio, allora c'entra la tecnica, certo, bisogna essere maestri nella tecnica, no? Ma quella tecnica è finalizzata a farti diventare quella cosa lì. E così qualsiasi cosa, il pensiero, cioè qualsiasi... Noi abbiamo questo potere, questa energia incredibile, ripeto, attraverso il fatto di avere la mente, che non è solo il cervello, ma l'azione di tutta la macchina, a cominciare proprio dall'intelligenza emotiva, all'intelligenza di relazione, all'intelligenza logica, cioè una macchina, io una Ferrari non posso prendere solo il motore, posso prendere solo le gomme, solo i freni, non è più una Ferrari, è un motore di una Ferrari, sono pezzi staccati. La macchina, la mente, è tutto l'insieme, di cui fa parte anche il pilota però, perché io metto una Ferrari, come dire, in mano a un bambino, metto una Ferrari in mano... Chi è adesso? Cioè i grandi piloti, chi sono? I grandi piloti chi sono? Schumacher, siamo rimasti a Schumacher, ecco. No? Capite? Quindi il guidatore fa parte della macchina. E qui oltre a Steiner, no, con te, oltre a Steiner, perché veniamo a Gurdjieff, la metafora del carro. E qui vediamo un altro grande carissimo, cui abbiamo fatto con Franco Battiato, che era uno che viaggiava su queste dimensioni qua, e quindi passiamo da Nono a Battiato. Attenzione che c'è questa grande distanza di stile, di cose, ma attenzione che ci sono invece delle falde profonde che viaggiano su questo desiderio di conoscenza, affinando, sviluppando enormemente i potenziali. Perché veniamo da 2,5 milioni di anni. Voi che siete arrivati in ritardo, sta roba. Quanti anni hai? 2,5 milioni di anni. No, te lo dico io. Più o meno. Cioè noi abbiamo un patrimonio, no più sì, dicono che siamo tra i 2,350 e 2,4, insomma. Cioè sono solo noi, non abbiamo neanche con la mente per poter immaginare di un tempo così. Però dicevamo solo questa cosa, il problema della velocità porta a questo, cioè che noi filogeneticamente facciamo il viaggio nel grembo materno, noi partiamo sempre da zero. In quei 9 mesi noi viaggiamo alla velocità della luce e facciamo 2,5 milioni di anni. Per cui la vita che abbiamo qua adesso, che capite è un frammento di tempo così piccolo, che è un frammento di luce che va
colto in tutte le sue potenzialità, perché deve nutrire tutto il resto, altrimenti ne verranno altre, noi questi frammenti faremo tante cose. Ecco perché l'India non è una fregnaccia il fatto della reincarnazione, le cose così non sono solo fregnacce, non solo per gli indiani, cristiani, tutti quanti, cioè chiunque ha, cioè è lo spirito che crea la materia, non il contrario. Ma noi atterrando in bassa frequenza a 300 metri, siccome atterriamo in una bassa frequenza, stiamo con i piedi nella melma, nel coso, siamo portati a vedere che questo blocco in realtà, e allora possiamo decidere di lamentarci perché siamo finiti male, oppure possiamo decidere, ma da dove veniamo, dove andiamo, ci facciamo, cioè le domande che da 2 milioni e mezzo di anni diciamo che solo la specie umana si pone. Poi non sappiamo se altre dimensioni i nostri amici se le pongono, gli animali eccetera, però è l'uomo che ha questa necessità, perché altrimenti si ammala, è molto semplice. Se l'uomo non pensa, e i sistemi umani, se non sono fatti organicamente, si ammalano. Per cui abbiamo elaborato in questa dinamica archetipica del conflitto, abbiamo elaborato un modo di far avanzare l'umanità, facendoci la guerra continuamente. Il nostro vero problema adesso è che non facciamo guerra. Poi ci sono tutte le guerre, le micro. A noi sono 60 anni, nel mondo ci siamo così privilegiati che non abbiamo guerre, abbiamo problemi, come dire, basta una guerra e hai risolto tutti i problemi, devi costruire tutto quello che hai buttato giù, ma noi siamo andati avanti così, Ogni guerra ha risolto sempre tutti i problemi dell'umanità e questo è il nostro grande problema. Riusciamo ad avere un'umanità in cui siamo tanti, quindi vogliamo risolvere il problema dei numeri, facciamone fuori qualcuno, insomma, c'è un po', non so, cioè siamo nella logica del conflitto, questa è la nostra grande, e qua forse non c'è religione che tenga, non ci sta organizzazione dello Stato, nel senso che tengono tutti, ma li dobbiamo riscoprire in un altro modo, perché la soluzione è solo umana, e la soluzione umana è stata quella di alimentare il conflitto e di risolvere i problemi così, è sempre così, ogni 30-40 anni c'è bisogno di fare la guerra, è la prima volta, se ci pensiamo bene, che voi siete la terza, la quarta generazione, io sono la prima generazione, mio padre ha conosciuto la guerra da piccolino, ma ci rendiamo conto questo che cosa significa? E poterci dedicare, in realtà stiamo parlando di aria fritta, sembrerebbe, no, però attenzione, è questo che può trasformare le dinamiche, è la coscienza, è il centro, perché tutte queste cose servono sia nella parte estroversa, aggressiva, di voler fare, sia nella parte introiettiva, remissiva, eccetera, ma serve ad alimentare questo tipo di dinamica, che è la dinamica umana, cioè esseri umani, cioè figli della mano. La mano è fatta per sviluppare la presa. La presa può essere predatoria per possedere, ma la presa della conoscenza è come prendere l'acqua. Mica la puoi prendere l'acqua. Sì, però hai si è rinfrescata la mano, hai nutrito le cellule della pelle. Cioè il nutrimento, Steiner, il nutrimento. Allora noi abbiamo 3 corpi, il corpo fisico, fino alla seconda dentizione, fino a 6-7 anni. Quando cadono i denti vuol dire il corpo fisico apre al corpo animico, che è il corpo delle sensazioni, e poi al corpo spirituale dalla pubertà. In questo senso siamo unici, ma non perché siamo diversi dagli altri. Siamo unici in quanto siamo una singolarità spazio-temporale di potenziali. Poi la natura è sempre generosa, a gran parte di noi non serve un cazzo, diciamo la verità, cioè è qui perché servirà un'altra volta. E c'è chi, ecco, Nono ci ha portato un'esperienza con il suono, con l'ascolto, così siderale, così lontana che uno entra in altre dimensioni. Dice, ma non si sente niente, infatti. Poi ho fatto l'esperimento con un pezzo 3 pezzi, cioè con Fabriciani che ho fatto quando facevano con Live Electronics, sapete, lì è stato uno primo che ha usato il tempo reale, Live Electronics, cioè, che giocavano col pubblico proprio a far finta di suonare.
E la gente ascoltava, dice ma io ho sentito eccetera, non avevano emesso nessun suono. Quindi la proiezione proprio, no? L'intenzione, cioè mettersi in tensione, tendere la corda. Allora cosa dite? Facciamo un salto velocemente a vedere il portone di Vedova. Madonna, volentieri. Dai, da dove Nono entrava che guardava i quadri di traverso. Il libro. Ecco qua. Ah sì. Perché mi trasmette sempre un po' di energia, è una mega bella. L'abbiamo spostato avanti per poterlo vedere, sì. Cioè per poterlo prevedere. E quindi gettarlo avanti. Beh, non si può passare distratti davanti a Broschi, Ce l'avete lì dietro, guardate quella cosa incredibile che scrive Fondamenta degli incurabili, questo libricino, guardate cosa dice di Venezia e la lacrima. Che bello, l'ho letto prima, Madonna. stupendo. Cioè, ragazzi, Broschi. È bellissimo. Cioè, qui capite che certo che c'è la Guggenheim, c'è la Fondazione Vedova, certo c'è che il chilometro di storia dell'arte dove ci sono le più grandi fondazioni artistiche del mondo, la più grande concentrazione, ma qui sono stati i camminanti. Cioè, questo luogo era, tra l'altro questo era un luogo di notte, insomma, anche adesso non è che ci sia grande fortunatamente, insomma, però questo era un luogo molto, ma sono i camminanti che lo hanno alimentato. Broschi, prendetevi Fondamenta degli, è il più grande ritratto di Venezia di un poeta straordinario. Ecco, lui è, diciamo, è molto vicino a Nono nella poesia, ed è sempre lo spirito russo come Tarkovsky pure, Io non so se si sono anche conosciuti. Quindi no, non so se è la società, noi con la società industriale abbiamo spostato il futuro davanti a noi, perché avevamo bisogno di separarlo, di controllarlo, di vederlo. E l'idea, quindi la cultura dell'immagine, la società dell'immagine la sviluppiamo perché abbiamo l'illusione che noi vediamo il nostro futuro. Quindi lo possiamo costruire, lo possiamo progettare e abbiamo tolto qualsiasi, come dire, anche mistero sul futuro. Se il futuro ti sta alle spalle, ti può arrivare qualcosa di... non lo sai. Allora scusate, voi sapete Pound dov'è che abitava? Abitava qui. Vabbè, 2 minuti, facciamo un salto dove abitava Pound, che dovete sapere. Eccolo qua. Che era Elsa Pound e Olga Radcek, lei è vissuta molto oltre. Una volta siamo venuti a trovarla anche, è morta una ventina d'anni fa. Ha fatto un piccolo libro. Dai, questo è un'altra grande figura che, al di là appunto degli utilizzi, quanti, scusate, conoscevano Elsa Pound? Nome, quanti l'hanno sentito nominare? Quindi sapete che a San Michele ci sono, ecco, uno vuole andare, dov'è che l'altra si Venezia? San Michele, là ci sono tutti, c'è Nono, c'è Elsa Pound, c'è Broschi. Quindi non si capisce se i luoghi sono quelli degli umani o l'isola di San Michele dei Morti è un'isola molto importante a Venezia. Sì. È un maschio. E qui entriamo. Vediamo, fermiamo qua. Allora, che
Che tipo di esperienza noi stiamo facendo entrando in un cunicolo chiuso? Questo è un condotto, ok? Può essere un condotto uditivo, ma può essere anche un condotto uterino. Si entra e quindi si va verso, e poi ci sarà la nascita verso la luce, perché questo accade a Venezia. Comunque qui siamo appunto sul muro proprio, sopra abitava Vedova, Emilio, e sotto c'aveva gli studi dove lui dipingeva, e questo è il famoso portone che poi hanno allargato. Qui c'è la Fondazione Vedova accanto. Questo portone era più stretto, poi l'hanno allargato perché in base alla misura dei quadri di Vedova, per uscire, sapete i tondi che sono tagliati a metà, eccetera, quindi l'hanno allargato per renderlo più pratico, insomma. E qui dentro, quando ci sono le manifestazioni, potete venire, c'è ancora la latrinetta che hanno lasciato, perché l'hanno lasciato come spazio, l'hanno ristrutturato un po', ma non è stato toccato, cioè come lavorava Emilio, qua mettevo tutto intorno. Qui a una certa ora, come dice nella conversazione appunto che io ho pubblicato nel libro, e a una certa ora diceva Gigi veniva, io sentivo sotto il portone che si apriva ed era Gigi, e lui scendeva giù e passavano delle serate insieme, e qua Gigi guardava i quadri di traverso, questi quadri enormi che lui gli sfogliava. Allora la risposta dice: ma maestro, ma sapete, lui, come la sua pittura, il pensiero di Vedova era vorticoso, sembrava che parlasse senza senso. Infatti nel mio libro io ho imposto, proprio editorialmente l'hanno dovuto stampare a parte, perché è stampata con caratteri più grandi, certe parole più piccole. Lui, quando se l'è vista, è rimasto sconvolto di questa cosa, ha voluto che per 20 anni non la pubblicasse, eccetera, eccetera. E evidentemente allora lui ha un pensiero vorticoso, no? Come nella sua pittura, e poi arriva a questi fasci di luce. Dice, evidentemente lui lavorava per rovesci, perché lui captava le onde emananti dei miei quadri. Quindi vuol dire che anche la pittura si stratifica, è uno sguardo laterale. Questo muro non è lo stesso muro se noi lo guardiamo qui, capite, lateralmente. Cioè la realtà guardata di traverso, a proposito dello sguardo, no? Noi già se allarghiamo lo spettro dello sguardo, che non è quello solo di guardare dritto, e questo fanno, diciamo, la grande operazione di geometrizzazione dello spazio che viene fatta attraverso la prospettiva, no? E quindi la prospettiva nella pittura umbro-fiorentina, a Firenze soprattutto, noi abbiamo una prospettiva dove c'è un unico centro, tutto viene portato al centro. A Venezia invece la prospettiva non è monocentrica. Tintoretto crea una prospettiva multicentrica, a proposito del multiverso di Nono. E qui c'è una relazione diretta proprio, è Venezia proprio, perché a Venezia dovete sapere che del suono nella Basilica di San Marco nasce praticamente, sull'onda di Bisanzio, dell'Oriente, eccetera, eccetera, la doppia cantoria. Cioè nella Basilica di San Marco c'è un doppio coro, uno di fronte all'altro, dove vedete celebrare la messa sull'altare, dietro, nella cantoria, c'è una cantoria a destra e una cantoria a sinistra, con due organi, C'era una terza? E poi ce n'era anche una terza, perché naturalmente il due, questi erano chiamati cori battenti, dove nasce la polifonia, e quindi noi abbiamo la terza, quel terzo cervello, in realtà nel suono è il terzo suono che si viene a generare. Come dicevo, il dialogo, quello che io sto dicendo, ma è fatto molto dal vostro ascolto, in realtà è non è una linea, si ferma qua in mezzo, l'informazione sta qua in mezzo, quindi è il terzo, chiamiamo la terzo suono, cioè che è quello dell'ascolto. Anche nella Basilica dei Frari trovate la stessa struttura, trovate i doppi organi, la doppia cantoria, cioè a Venezia nasce sostanzialmente la stereofonia, chiamiamo così, cioè una musica che si ascolta con l'orecchio sinistro e con l'orecchio destro. E pensate che la messa cantata, e anche la messa, non si ascoltava come facciamo noi in posizione seduta, si camminava. Cioè la messa si ascoltava, perché mentre tu ti muovi senti le parole e il suono che è circolare, ma questo è molto più coerente col suono rispetto alla posizione frontale. Ecco perché Nono dice il suono si viene ascoltato come si vede, cioè come se le orecchie fossero degli occhi, e quindi noi facciamo un teatro palcoscenico, pubblico di qua, cioè sempre questa centralità. Ecco perché è interessante questa cosa di Vedova. Nono non guardava mai i quadri dritti, li guardava sempre di traverso. Evidentemente lui sfogliava queste mie scritture, come diceva, no? Perché vedeva le onde emananti. Quindi la lateralità dello sguardo, il terzo sguardo,
non è un altro sguardo centrale, eh? Ah, ecco qua, devono passare. Non è un terzo sguardo, capite? Ok? Sì, fate... Puoi interrompere un attimo? Prego. Grazie. Non è un terzo sguardo. Cioè, è un terzo sguardo nel senso che contiene l'1 e il 2, è una centralità curva. È la curvatura dello spazio-tempo, È quello di Einstein. Cioè lo spazio, il tempo non esiste perché è lo spazio che ad alta velocità si curva. E per noi diventa tempo, esseri umani. Ecco perché è importante il discorso della velocità e della scala. Tra i 100 metri e i 300.000 km al secondo. Una relazione. Per i ritardatari avevamo detto che Leonardo, cioè la Bibbia, c'è chi è che dice Dante, eccetera, chi è che dice la Bibbia, i testi sacri, eccetera, la Genesi, noi diciamo Leonardo. Bisogna partire. Il mondo si rifonda da Leonardo. Trattato della pittura, non testi strani. Trattato della pittura. Come le onde del grano. Guarda le onde del grano maturo. Le vedete già come le chiamo. Così le onde dell'acqua. Così le onde dell'aria. E del suono e della luce. È tutto in scala. Andate e ritorno. Il futuro, il futuro che cammina. Quindi capite, tutto in scala. Io posso vedere con gli occhi le onde del grano, ma vedo già il principio delle onde dell'acqua, ma vedo già il principio delle onde dell'aria e ascolto il suono. E se ascolto il suono, io vedo le onde della luce, che è un suono ad alta frequenza. Così come il suono è una luce in bassa frequenza. Noi abbiamo tutti questi strumenti per stare nella scala, cioè abbiamo un sintonizzatore attraverso i sensi, proprio come una radio che sintonizzo sui vari canali e ascolto stronzate, cose importantissime, quotazioni di borse, cioè messaggi di tutte, ma stanno tutte lì. Allora la scala, l'intervallo e la frequenza è fondamentale perché è quella che tiene la misura. La misura è la relazione armonica fra le parti, che non è quindi l'intervallo già stabilito, ma è la ricerca della misura. Quando Pitagora dice che tutto è numero, non dice che è tutto aritmetico, dice che tutto è numero in quanto proporzione, relazione fra le parti, cioè tutto può essere messo in relazione con l'insieme. Questa è la musica, ma non è solo la musica, è la vita, il mondo, è la realtà. La realtà è tutta musica, è tutto suono, è tutta luce. Solo in questo modo noi possiamo comprendere come filogeneticamente noi abbiamo 2,5 milioni di anni, non è una stupidata. Noi abbiamo viaggiamo a velocità diverse. Ripeto, 9 mesi, 300.000 km, solo così noi possiamo fare 2,5 milioni di anni. E quindi acquisire un patrimonio genetico, ma anche la coscienza. Jung fa derivare, la coscienza è questa, cioè come noi ci costruiamo biologicamente, quindi siamo costruiti dalla prima cellula, dall'organismo monocellulare. È l'inconscio collettivo. E quindi la nostra coscienza. Quindi il cervello, quando con la sua, con la sua corticalità, come vi ho detto, con la sua corteccia, quindi la corteccia morbida, con 2-3 mm sopra, poi col tempo diventa cervello arcaico, e quindi sedimenta come il tronco dell'albero, da corteccia si fa legno, sempre Leonardo, e lui gli anelli dell'albero, gli etaici, lui sempre che scopre queste robe qua, e quindi diventa materia, tra virgolette, dura, cioè rigida, perché c'è sempre la parte superiore che è elastica, perché la misura è data dall'elasticità. Sono gli sistemi rigidi che si spezzano, o meglio, i sistemi rigidi hanno bisogno di consistenza, ma se alimentati da un sistema elastico non può essere sdoppiato l'uno dall'altro.
Se noi togliamo la corteccia a un albero muore immediatamente, capite? Perché è la parte che permette di poter filtrare l'aria e l'acqua, l'umidità e nutrire la linfa. Questo è l'insegnamento del principio della natura, non che facciamo gli alberelli, piantiamo gli alberi, vediamo, cioè allora la natura è il principio che sta dentro, non fuori. Quando parliamo di natura, ecco perché vi sottolineavo il testo di Capra, Fritjof Capra, fisico quantistico, è quello che ha scritto il Tao della fisica, eccetera, eccetera. Vita e natura, uno dei suoi ultimi testi, è una Bibbia così, però è un capolavoro, è una Bibbia, vi dice tutto, ma mette in relazione in maniera sistemica questo. Lui ha scritto 2 libri su Leonardo, non a caso, cioè parla di Leonardo come il modello sistemico dell'intelligenza del futuro. Quindi tutti i discorsi sulla sostenibilità, siamo 7 miliardi, tutto quello, cioè passa superando questo capolinea, e lo dobbiamo fare con sistemi intelligenti, cioè che intelligono, che leggono. I principi. Quindi la vita ci interessa in quanto principio. E il principio è attivo in tutte le cose. Il principio della vita, come dicevamo, no? È sempre elicoidale. La vita si abita, la natura lavora sempre per curve e si abita sempre, perché la vita si abita. E quindi, per esempio, voi vedete il discorso di Steiner: minerali, materia sedimentata, che ha perso l'elasticità però conserva la memoria, importante. Vegetali, strutture elastiche, che portano la vita da qualsiasi parte, si avvolgono, e poi sistemi animali, natura animale. Animata vuol dire, attenzione, il più grande complimento che si può fare a un animale è quello di dire che a una persona di dire che è un animale, cioè dotato di animus, di soffio, perché poi nel suo contrario solo l'uomo, la specie umana, può diventare bestia, non gli animali. La bestia è colui che, per esempio, uccide per il piacere di uccidere, no? Gli animali non fanno mai questo, cioè sono mossi solo dall'istinto. Questo è il confine. Quindi l'anima mundi, di cui parla Platone, ma di cui parla anche un grande adesso, diciamo, l'erede della psicologia indiana che è James Hillman, l'anima mundi in realtà è tutto quello che è intorno a noi. Noi ci stiamo muovendo nell'anima mundi, Venezia è un'anima mundi. La nostra anima individuale non è altro che un frammento di specchio che riflette l'anima mundi che è intorno. È come uno strumento di un'orchestra che riflette l'armonia, la relazione che fra tutti gli strumenti dell'orchestra. Non è mai solo, anche quando suona da solo. Quindi la nostra anima individuale, nel momento in cui abbiamo sviluppato l'anima individuale, che è come in una bolla rispetto all'anima collettiva degli esseri animali, perché gli esseri animali stanno nello stesso Devakan, come che viene chiamato, cioè fanno lo stesso sogno. Noi invece siamo come in una bolla di sapone, in una bolla di vetro, crediamo di essere un'entità separata, ma siamo, attenzione, una bolla, cioè si vede tutto ciò che riflettiamo, tutto ciò che è attorno a noi. Quindi siamo una singolarità spazio-temporale, ma riflettiamo come una sfera, come una bolla, la nostra anima, tutta l'anima mundi che è attorno a noi. Questa è la scienza naturale, l'anima mundi. Quindi i dialoghi di Platone, per esempio, andatevi a vedere questo video bellissimo di Hillman con la Roncai, nel giardino dell'ambasciata russa a Roma, dove parlano del Fedro, sulla bellezza. Questo discorso tra Socrate è stupendo, perché dice: ma com'è possibile, cioè queste parole, questo discorso sarebbe stato diverso in un'anima mundi diversa se non l'avessimo fatto a Milano, se non l'avessimo fatto in un'altra città, in un altro luogo. Questo stesso discorso, cioè l'informazione in questo discorso, sarebbe stata diversa. Le parole sarebbero state le stesse, le persone, i soggetti, ma l'informazione passata sarebbe, la parola informazione è cruciale, cioè la matrice, il matrix, il principio, direbbe Leonardo.
E quindi qui siamo, diciamo, nell'ambito dell'alchimia, tutto ciò che è caldo e freddo in relazione col freddo, tutto ciò, ma non sono due polarità opposte. Non ci può essere il caldo senza il freddo, non ci può essere l'umido senza il secco, non ci può essere l'alto senza il basso, ma questa relazione, questa polarità serve a creare una terza dimensione, che nella maternità è il bambino. Io vi consiglierei anche di avvicinarvi all'arte iconica, all'icona, l'arte dell'icona. Non c'entra niente col fatto religioso, cioè no, c'entra, ma se noi lo vediamo solo come religare, cioè posare lo sguardo sempre sul canone, sulla stessa immagine, che si chiama canone proprio, come nella musica. Ma quel canone, sapete, la parola icona significa porta, Nella concezione iconologica, l'icona è la porta, che non a caso la forma della porta, è il pertugio, è la porta che il Cristo ha lasciato aperta per far passare la luce, cioè che ti chiama, no? Per questo è tutta la luce che è fondamentale. Ma lo sguardo posato sempre sullo stesso canone, dice, ma è sempre quello, è sempre la stessa, perché a un quel punto diventa risonanza. Quel canone diventa enorme, gigantesco ed è sempre diverso. Ecco, qui per esempio adesso non abbiamo il tempo, andate alla Basilica della Salute, la Chiesa della Salute, chiesa ottagonale, la Madonna Nera, quella viene da Gerusalemme. Quindi l'arte iconologica, cioè l'arte e tantissima arte contemporanea, anche in maniera inconsapevole, è iconologica per eccellenza. No, icona perché è diventato, perché la popolarità dei grandi, ma è fissare lo sguardo, la postura, mettersi in ascolto dei suoni e fermare lo sguardo sull'immagine e quindi aprire la contemplazione, cioè nello stesso tempo fare del tempo un tempio, uno spazio in cui tu abiti. Non sei tu che guardi l'icona, è l'icona che ti guarda. E qua Florensky, a proposito di Tarkovsky, Brodsky, cioè le porte regali, quella è la porta regale, sapete, l'iconostasi o l'iconostasi che sta nel tempio, che sta nella chiesa, ed è dove vengono messe le icone, cioè sono le porte. Ecco il concetto di porta. Questa è una porta, un portone che è stato aperto ma anche questa è una porta, perché noi adesso faremo il viaggio contrario, cioè dall'entrare dalla luce verso il buio, ok? E quindi nelle ombre, adesso andremo verso la luce, cioè rinasceremo di nuovo. Nascere vuol dire uscire alla luce che in questo caso all'inizio è accecante, perché vieni da una compressione proprio cunicolare, no? Quindi l'accecamento, vedete, l'uscire alla luce fa parte proprio come sull'icona, Guardare l'oro che sta su, questa è un'icona, guardate quest'oro che si vede, questo riflesso, ma capite, questo è tutto il concetto, la prospettiva appunto policentrica poteva essere solo a Venezia possibile, che Venezia è policentrica, multiverso, per eccellenza, perché è costruita sul riflesso. Questo riflesso qua è proprio il riflesso dell'oro dell'icona, cioè crea l'accecamento, cioè ci rende ciechi non perché non vediamo, ma perché vediamo troppo, è troppo forte. Allora abbiamo bisogno di un tempo di adattamento. Infatti la miglior cura per l'occhio è quello di non mettere gli occhiali, cioè guardare la luce, vedere tutte le sfumature, non guardare il sole direttamente a occhio nudo, ma lasciare che la luce massaggi proprio l'occhio e quindi coltivare la luce naturale. Noi che invece abbiamo gli ambienti artificiali sempre illuminati, gli schermi, capite? Abbiamo grandi problemi agli occhi, ma è legato a questo fatto di
essere, intanto di aver abbassato lo sguardo, non guardiamo più in aria, perché pensate un po' come abbiamo abbassato la postura, tra un po' saremo tutti gobbie, perché il nostro sguardo è concentrato solo in questo punto, in questa, e quindi l'abbiamo abbassato, insomma, mentre prima l'uomo ha necessità di desiderio è appunto mancanza delle stelle, le stelle stanno in alto, il desiderio, cioè il sidereo sta in alto, quindi c'è il volerlo prendere e non poterlo catturare, però alzare lo sguardo. Va bene ragazzi, però io palladio, cose così, cioè, quindi Emilio stava qui sopra, guardava giusto la casa dei Tre Occhi, vedete la casa dei Tre Occhi lì, no? Dove abitava Giovanni Morelli, grande professore musicologo, e naturalmente dove hanno girato Tourist, poi Venezia è tutto un teatro, guardate questa cosa del teatro, la commedia dell'arte. Va bene, qui ci sarebbe da andare alla punta della salute, ci sarebbe da fare tutto, però ci fermiamo qua, vero? Cosa dite? Sì, perché la salute è un punto, è l'unico punto di Venezia dove c'è la binauralità, dove si ascolta, perché noi qui stiamo ascoltando in un oscuramento, cioè abbiamo una parte chiusa, in realtà i suoni ci arrivano solo da una direzione, è come se io tenessi un occhio chiuso, o comunque un occhio semiaperto, sono sbilanciato. Vabbè, andiamo, facciamo il giro. Ragazzi, quella è la terrazza di Vedova, vedete? Vedova aveva lo studio qua col torchio, queste finestre che danno ad angolo, e lui abitava, vedete dove sta quel terrazzo qui sotto, lì era il soggiorno, c'era questo scontro di situazioni, vabbè, poi si entrava attraverso le finestre dall'altra parte, insomma questo era il luogo di Vedova, la casa di Vedova, il grande amico. Sì, quel terrazzo lì, vedete, dove c'è il condizionatore, quello là, penultimo piano, non quello sopra. Da lì però, da dentro, si entrava e si andava in questa parte qua, vedete queste finestre restaurate? A L, qui è dove lavorava, quella è la casa. E poi sotto, andava giù sotto. Beh, sapete che lui per esempio occupò, vabbè lui è un barbone, è stato salvato da Anna Bianca, perché sennò non... lui occupò i magazzini del sale alla fine degli anni 60, che qua dovevano essere distrutti, perché c'era il progetto di fare, sapete, dovevano fare tutte le piscine, le palestre, la parte di Venezia. Fortunatamente lui l'ha occupato, vabbè, ci furono anche sui giornali, su tutto un movimento, e restarono fortunatamente come magazzini del sale. Allora, ecco, qui fate proprio l'esperienza di ascolto, Fate proprio l'esperienza di ascolto. Adesso, come uscite qua, sentite che il suono si apre l'orecchio sinistro, perché in realtà vedete che cambia qualcosa. E questo è l'unico punto di Venezia dove si fa questa esperienza. Allora, questo è il punto magico di Venezia, la punta della salute, perché è dove la curvatura dello spazio, perché vedete che qui l'occhio riprende la sua curvatura, perché il bulbo dell'occhio, attenzione, è curva, l'ottica in realtà è lineare, sembra necessità astratta del... Ecco, gli occhiali sono sempre, hanno una curvatura, perché il bulbo è curvo. Noi invece tendiamo all'astrazione con la linea retta, ecco perché non esiste la linea retta in natura. Quindi però noi abbiamo che l'occhio conquista il suo bulbo, la sua curvatura, ma si unisce all'orecchio, all'ascolto, cioè qui è una condizione ideale di ascolto, perché è come stare alla punta di una nave e i suoni, tutti e due le orecchie, svolgono la loro funzione, cioè che ascoltano entrambi. E attenzione, perché tutto ciò che è due non è un doppione l'uno dell'altro, come un emisfero ha delle funzioni diverse rispetto all'altro, anche un orecchio, un occhio ha funzioni diverse rispetto all'altro.
L'orecchio destro è l'orecchio sinistro è un orecchio panoramico, cioè che ascolta, sente tutto, controlla la situazione. L'occhio sinistro è panoramico, vedo la pagina di un foglio, di un libro. Nel momento in cui devo leggere, entra in moto l'occhio destro, selettivo. L'orecchio guida, si dirà, con l'orecchio. Ecco, adesso io sento con l'orecchio destro il segnale, ok? Mentre tutti questi suoni che ci sono dell'ambiente lo ascolto con l'orecchio. Quindi le due funzioni, sono come due pistoni di un motore, devono essere perfettamente sincronizzati. Un grande autorevole, guardate che noi utilizziamo molto, Tomatis, no? Il nostro Tomatis, che fa delle cose incredibili, lavora sull'orecchio intrauterino eccetera, e ci dice che l'orecchio sinistro è il materno, è l'orecchio panoramico, il contenitivo, mentre l'orecchio destro è il padre, è l'orecchio selettivo, è il linguaggio. Infatti dice bisogna conquistare l'orecchio destro, perché i due ascolti devono compensarsi, altrimenti ho problemi di balbuzie, di disturbo del linguaggio, eccetera, eccetera. Ce lo ricordiamo Tomatis, vero? Sì. Una grande via, tra sinistro e destro, quindi sono due, proprio come due pistoni di un motore, devono essere perfettamente sincronizzati, sia nello sguardo, e questo, ripeto, è un punto straordinario, perché ragazzi, cioè, tutti quanti, no, venuti qua, l'esperienza, no, capite l'uscire da un condotto, no? In questo caso eravamo tappati sulla sinistra, qui ti apri e ti apri alla luce, no? Questa non è solo un'esperienza estetica, attenzione, esperienza percettiva, è un'esperienza animica. L'anima è come qualcosa che a un certo punto si stacca dal corpo e si nutre delle esperienze, cioè della luce, dei suoni, delle parole, delle immagini. Infatti Leonardo, io ho lavorato molto su, avete capito, ho lavorato molto su Leonardo, ho avuto anche il dono di poter fare, quando è stata esposizione dell'uomo vitruviano, ho fatto l'installazione e un concerto a 10 metri dall'uomo vitruviano, e ho fatto l'installazione con l'albero, un albero vivente eccetera, e poi il concerto con Fabriciani, con Schiaffini, che avevano lavorato con loro. Ma Leonardo, nel codice di Windsor ci sono i due famosi disegni importantissimi. Sapete che lui a un certo punto faceva dissezioni di cadavere, eccetera, di studi anatomici, eccetera, eccetera. A un certo punto fa una dissezione di cadavere di una madre che è all'8° mese, quasi al 9° mese, e ci sono questi due feti, questi stanno nel codice di Windsor, di proprietà della regina Elisabetta. Questi due disegni famosissimi, li conoscete però, insomma, i due disegni dei feti. Ma quello che è importante, il disegno del feto è il disegno, ma quello che è scritto, perché lì Leonardo dice: la madre cum la vena umbilicale trasferisce il nutrimento al figlio del corpo e dell'anima. A proposito dell'uomo vitruviano che stavamo dicendo, no? A proposito dell'uomo vitruviano, quindi Leonardo riesce a fare la misura armonica dell'uomo dando il doppio centro, il quadrato e il cerchio, che non hanno un unico centro, ma c'è un rapporto tra il pubo e l'ombelico che è un intervallo. La madre trasferisce al figlio il nutrimento nel corpo et l'anima, è l'anima, cioè trasferisce l'anima al figlio, cioè trasferisce l'informazione. Capite perché la nascita di Venere non può essere solo una vera bella, Venere, le capelli, belle, eccetera. È una perla, è la madre perla, da cui tutti nasciamo, non è nata solo Venezia. Ecco perché l'orecchio sinistro è panoramico, contiene, è contenitivo, cioè il principio femminile che non deve perdere niente, deve sempre salvare tutto, perché è curvo. Il maschile, il padre, siccome sta fuori, è lineare. Può apparire come una minaccia, ma è il linguaggio, è l'esterno, è il mondo che sta fuori. Ma ricordiamoci bene però, proprio nelle dinamiche che abbiamo, attenzione,
che nessun figlio, siccome una porta, si tratta di nascere al mondo, perché non basta nascere all'aria, bisogna nascere al linguaggio, cioè bisogna aver voglia, nascere alla vita. Si può essere nati, ma non si è nati alla vita. Allora, e l'arte è questo, cioè nascere alla vita. Ma per nascere alla vita, nessun figlio può aprirsi la porta da solo. Chi è che può aiutare ad aprire quella porta? Chi sta dentro? La madre. È la madre che fa entrare il padre, non il contrario. Perché c'è un tempo in cui hai fatto 9 mesi. Noi, se fosse per le condizioni in cui stiamo, noi non nasceremo mai. Perché? Abbiamo da mangiare, stiamo al caldo, siamo protetti. Cosa vogliamo di più dalla vita? C'è solo un problema, che o esci fuori, cioè uno dei due si deve far fuori. E quindi si esce all'aria. Uscendo all'aria però, attenzione, poi bisogna nascere al linguaggio, alla vita, cioè all'esterno. Allora, chi è che deve aprire la porta? È sempre la madre che deve incoraggiare il figlio a uscire fuori, a dargli la voglia di vivere. Capiamo nelle dinamiche questo che cosa significa? Cioè il materno, la maternità della conchiglia, della madreperla, non si esaurisce al solo fatto di mettere al mondo. È un principio. Ed ognuno ha la sua funzione, come l'orecchio sinistro e l'orecchio destro. Altrimenti saremo sempre sbilanciati. Perché nascere significa sempre perdere qualcosa. Possiamo vivere di nostalgia di quello che abbiamo perso, e molto spesso succede questo, perché con la vita che si va avanti negli anni, no? Questo fatto di specchiare, di cercare quello che abbiamo perso in qualcuno che sta fuori. In fondo le persone che frequentiamo, le persone con cui ci leghiamo, hanno una relazione diretta con quell'immagine prima della madre e del padre. Specchiamo sempre una madre, un padre, nel compagno, nella compagna, cioè cerchiamo sempre quello, perché è qualcosa da cui veniamo e che cerchiamo e che spesso troviamo anche, fortunatamente. Questo vuol dire coscienza, cioè sviluppare, fare esperienza. Quindi anche il linguaggio, insegnare la grammatica, il significato delle parole. Può essere fatto come la musica, può essere fatto anche come il silenzio che fa Nono. Cage, che musica è senza suono? È l'informazione che è dentro, cioè la spinta all'ascolto, la spinta alla vita. Perché se non si ha voglia di vivere, è questo il problema, no? Se non si ha voglia di musica, se non si ha voglia di questa bellezza, allora è certo che giustamente diventa solo una cartolina, posizione messa qui. Voi sapete, qui insomma, qui sapete che è stato per 2 anni Il ragazzo con la rana di Charles Ray. Andate a vedere le immagini. Questa scultura di questo ragazzo tutto bianco che veniva protetto anche dal vigilantes perché era stupenda, bellissima. Era stato tolto sto palo, poi sto lampione è dovuto tornare perché c'è stata una petizione, voilà, perché qua è il lampione dove giustamente tutti i ragazzi di Venezia si sono detti sì da 10 generazioni, dal 1800 e rotti. E quindi dicevano, ci avete tolto il nostro lampione. Insomma, Charles Ray, quella scultura che Pinot pensava di tenere fissa qua, in realtà è stata 2 anni e poi l'hanno dovuta togliere, giustamente, perché il lampione non è il lampione originale, l'hanno ricostruito, però il valore però di questo lampione, quando è venuta fuori questa storia, non è la questione a Venezia, il moderno, la contemporaneità, eccetera, eccetera, ma vai a vedere, questo è un punto della memoria, perché è un punto straordinario, è l'unico punto di Venezia che ha questa bilateralità. Ci mette in questa condizione di ascolto di Venezia. Nono veniva e quindi è proprio la chiglia di una nave, insomma, la punta di una nave.